Sì, secondo tempo siamo usciti, siamo stati la squadra che siamo veramente. Il primo tempo abbiamo regalato un tempo praticamente a loro, però io sono anche amareggiato perché secondo me potevamo portare a casa i 3 punti. Sono convinto di questo. Ecco Gianluca, nel primo tempo c'è stato un episodio, cioè, insomma c'è stato un palo che forse poteva cambiare anche un po' l'inerzia della partita. Sì, magari sai, la palla magari se fosse entrata poteva cambiare la partita, però devo dire che nel primo tempo la Genova ha meritato il vantaggio perché sul piano del ritmo sono stati superiori, però come nel secondo tempo siamo usciti fuori e siamo riusciti a ottenere un pareggio importante. Ok, e cosa è cambiato nel secondo tempo? L'inserimento di qualche giocatore piuttosto che... Perché ho visto per esempio una buona prestazione di Sicuramente Venturelli. Venturelli ha dato una Sì, grossa mano. sicuramente Venturelli sì, ha cambiato un po' la partita. E invece da te abbiamo visto che sei stato protagonista di qualche scintilla in campo, cosa è Sì, successo? mi sbaglio, a volte mi si tappa la vena e sbaglio. Non deve succedere, devo stare tranquillo, ma non faccio niente di che, però devo stare tranquillo perché non serve a niente. Però non ho fatto niente, sia chiaro, cioè non ho fatto niente di grave. Ok, l'ultima domanda. Il Baiardo comunque è una squadra che in casa fa molto bene. Se non sbaglio avete lasciato 3 punti solo contro il Busalla, se non ricordo male, e avete battuto squadre come Rivalorese, Vado. Insomma, Sì, in quanto trasferta però influisce il fattore campo? Tanto. tanto. In trasferta purtroppo non Sì. arriviamo con la stessa concentrazione, con la stessa determinazione e purtroppo i risultati non vengono. Dobbiamo vincere in trasferta, assolutamente. Possiamo migliorare lì per ottenere la salvezza.